La protesta di ieri, fatta dai rappresentanti sindacali dei lavoratori dell'Istituto Penitenziario di Lorenzo ad Agrigento, che si è svolta sia nella mattinata davanti all'ingresso del penitenziario che nel pomeriggio davanti alla prefettura, sono stati ricevuti dal prefetto Dario Caputo. Una riunione dai toni cordiali e sereni si è protratta per oltre 2 ore. Sono state esposte le tante problematiche del carcere, al termine del quale si è addivenuti alla costituzione di un tavolo tecnico con il provveditore regionale, le rappresentanze sindacali, il direttore dell'istituto, con a capo il prefetto per coordinare i lavori. E noi ci aspettiamo risposte concrete, ma quantomeno per risolvere i minimi problemi. I minimi problemi sono con una nuova organizzazione del lavoro che l'amministrazione locale non si è presentata in riferimento ai numeri che abbiamo. Noi ci aspettiamo che quantomeno la garanzia della sicurezza venga rispettata. Noi ci aspettiamo che la polizia penitenziaria abbia una rilevanza per quello che è la sua figura istituzionale. Il confronto fra le parti, poliziotto penitenziario e utente, è diventato difficile. Tra l'altro il 40% di detenuti sono tutti stranieri. Già abbiamo difficoltà nel confrontarci con i detenuti che parlano lingua italiana, figuriamoci per quelli che ovviamente non ne parlano. In più non siamo più nelle condizioni di garantire l'incolumità fisica del detenuto allorquanto va in escandescenza per problemi tra virgolette familiari, anche tutelando la propria incolumità fisica e preventivando gesti estremi quali quelli dell'impiccagione. Noi avevamo chiesto dei semplici cordless, quanto specie un poliziotto penitenziario si trova solo dentro il reparto. Noi ancora dopo 3 mesi di queste segnalazioni l'amministrazione locale va cercando la procedura degli acquisti. Avevamo anche offerto la nostra disponibilità ad autotassarci per comprarli, nemmeno questo ovviamente è stato accettato. Comunque la polizia penitenziaria di Agrigento, rispetto anche alle altre polizie penitenziarie di tutto il paese e di tutta la regione, è quella che è screditata. Negli ultimi tempi Agrigento è stato considerato come un lager, è stato considerato proprio un istituto da terzo mondo e lo è. Noi non accettiamo più che vengano fatte le passerelle dalle figure istituzionali, dai politici, per poi far uscire le notizie sulle testate giornalistiche e dopo è nulla. Se voi fate attenzione su tutte le passerelle che sono state effettuate da agosto a questa parte, ovviamente siamo peggio di prima. C'è giunta appena notizia che Sua Eccellenza alle ore 17 ci ha convocati. Avremo modo con questa occasione di poter esporre personalmente quelle che sono le problematiche che attanagliano la Polizia Penitenziaria di Agrigento, che abbiamo ben declinato sia stamattina con i nostri comunicati stampa che con le interviste che vi abbiamo reso. Sul caso del detenuto affetto da tubercolosi ospite al Petrusa e del collega che era stato infettato successivamente, c'è da precisare che non lavora ad Agrigento e che l'infezione è stata trasmessa all'Ucciardone di Palermo e non nella nostra città. Volevo tranquillizzare un po' tutti, la persona affetta da TBC è un nostro collega ma non fa servizio ad Agrigento, ha avuto contatto purtroppo con questo detenuto e che comunque gli auguriamo di riprendersi al più presto possibile.